Ad appena 2 anni ha percorso da solo un lungo tratto di strada in mezzo ad auto, bici e motorini. Sono le 8 del mattino a Castelfranco ed il traffico è intenso a quell'ora. Chi va al lavoro, chi a scuola. In diversi hanno notato quel piccolino che trotterellava da solo verso via Rizzetti ed hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto, alcuni passanti avevano già fermato e preso in custodia il bimbo che nel frattempo era entrato nel parcheggio del liceo Rosselli. I carabinieri hanno quindi preso in custodia il bambino, lo hanno portato in caserma. Nel frattempo è scattata la caccia ai genitori. In breve l'enigma è stato risolto. Il piccolo era stato affidato alla babysitter, ma era riuscito a sfuggire al controllo della donna e ad uscire in strada affrontando la sua bella passeggiata fuori programma. Per fortuna non gli è accaduto nulla. La mamma, 30 anni, barista, avvertita dai carabinieri, è corsa subito in caserma a riprendersi il bimbo. Ora è al vaglio la posizione della babysitter che rischia una denuncia per omessa custodia di minore.